02 66 2035 29. Chiamateci, intervenite, fate le vostre domande e noi speriamo di poter rispondere. E oggi abbiamo il piacere di essere collegati telefonicamente con Paolo Rosa, neosindaco di Adro. Ciao Paolo. Buongiorno a tutti. Ecco, Paolo Rosa, neosindaco di Adro, perché appunto sei stato eletto a queste ultime elezioni amministrative a maggio, quindi con una lista Lega Nord che ha preso un grandioso 56,65%. Quindi complimenti, anche se un po' in ritardo, ma davvero ti merito tanti complimenti. E poi insomma Adro non è una cittadina sconosciuta, sappiamo che è in provincia di Brescia e poi ne parleremo un pochino, ma insomma rimane con te l'ex sindaco, ora vice sindaco Oscar Lancini, è così? Oscar Lancini, sì. Allora, parlaci un pochino di te, tu avevi già esperienza amministrativa, immagino. Ho 10 anni di esperienza amministrativa, sono stato consigliere comunale 2 legislazioni fa, nella precedente sempre con Lancini sindaco ero assessore per l'assistenza dei cittadini e quest'anno sono stato candidato sindaco e sono stato con la lista della Lega Nord con il gruppo che arrivava dai 10 anni di esperienza di amministrazione Lancini. Siamo stati nuovamente rieletti, come dicevamo prima, col 56,5% e quindi con grossa soddisfazione si prosegue il lavoro che è stato fatto in questi 10 anni. Certo, ecco, tra l'altro insomma, si sente un pochino anche dalla voce, ma tu sei piuttosto giovane. Ho 36 anni. Insomma, abbastanza giovane, Abbastanza giovane, sì, abbastanza 36 giovane. Anni appena fatti, quindi eletto ancora 35enne. Ecco, quindi insomma un bellissimo risultato. Un bellissimo risultato, una soddisfazione personale, ma anche una soddisfazione di gruppo, una soddisfazione per la Lega Nord, per la Lega Nord di Adro, ma penso anche per la Lega Nord in generale, provinciale, perché dopo 10 anni con tutto il lavoro che è stato fatto si è riavuto di nuovo la conferma dai cittadini che quello che è stato fatto, nonostante tutto quello che sia stato detto e tutto quello che sia successo, è stata contenta dell'operato dell'amministrazione, insomma. Quindi la conferma con questa percentuale è un'ulteriore gratificazione per noi, per tutti noi. Ecco, io appunto volevo parlare con te di una notizia in particolare, ma prima di questo collochiamo un po' Adro in Franciacorta, quindi se io penso alla Franciacorta penso al vino? Al vino della Franciacorta, sì, Adro è all'interno della Franciacorta, è all'inizio della Franciacorta, è paese di vocazione agricola, adesso anche artigianale e qualcosa di industriale, ma soprattutto cantine. Su Adro insistono 13 o 14 cantine. Visitabili? Visitabili, sì, quindi già che sono alla radio, il 20 e il 21 di settembre ci sarà l'iniziativa delle cantine aperte della Franciacorta, quindi un'occasione per poter visitare il territorio della Franciacorta e per chi vuole anche Adro e le sue cantine. Quindi Adro poi è un paese di 7200 abitanti circa, nel cuore della Franciacorta, con una tra i suoi una cittadina brillante, vivace. Cosa? Una cittadina brillante, vivace, spumeggiante, vivace, con molte iniziative, con un volontariato sempre presente. Il comune, diciamo la verità, senza quelle che sono l'aiuto delle associazioni di volontariato locale, non riuscirebbe a soddisfare quelli che sono i doveri che un'amministrazione comunale dovrebbe fare nei confronti dei cittadini. Quindi Adro da quel punto di vista lì è sempre stato un paese solidale, un paese dove il volontariato spicca. Quindi bene, da questo punto di vista sono anche
Scusa, approfittiamone quindi per ringraziare tutti i volontari e per invitare davvero tutti gli ascoltatori a venire il 20-21 settembre a questa iniziativa Cantine Aperte, no? Che Cantine credo aperte, che sarà veramente sì, un'occasione così appetitosa. Sì. C'è una notizia che io ho visto sul sito del comune di Adro che secondo me merita qualche spiegazione in più, e di questo con te vorrei parlare. Tu sei riuscito, comunque la tua amministrazione è riuscita durante il Consiglio Comunale del 4 settembre a deliberare l'esenzione della Tasi per tutte le categorie di immobili. Sì. Ci spieghi meglio come è stato possibile questo? Perché insomma in un momento in cui i cittadini sono tartassati, il governo continua a mettere nuove tasse, non è facile adottare un'iniziativa di questo genere. No, non è facile, costa in termini di bilancio, però è anche vero che non si può sempre andare a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Questo, la nostra delibera a Tasi zero con esenzione di tutti i fabbricati nasce dal fatto che la nostra è stata una decisione di dire: se dobbiamo applicare la Tasi la devo applicare per fare qualcosa, per avere un ritorno sui cittadini di Adro, e questo, come nel modo in cui è stata impostata la Tasi, non succedeva, e quindi eravamo pronti a non deliberare e quindi di conseguenza non presentare il bilancio di previsione entro la fine di settembre, facendoci commissariare da un commissario ad acta per il bilancio, certo, lasciando fare a lui queste scelte che vanno a mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Con un lavoro di tutta la giunta, dell'assessore al bilancio Giovanna Frusta e coi tecnici, siamo riusciti, spulciando voce al bilancio, a tentare di fare dei tagli per riuscire a rientrare di quelle 300 circa mila euro che lo Stato anche quest'anno ci ha tagliato. Quest'anno sono 300.000 euro, l'anno scorso sono stati 200.000 euro, sì, quindi noi nel giro di 2 anni c'è qualche taglio, ci troviamo a avere un trasferimento di circa 900.000 euro a confronto di 2 anni fa, dove erano 1.400.000 euro. Quindi, spulciando voce per voce il bilancio, siamo riusciti a ottenere questi tagli che non sono stati fatti sui servizi sociali, sulle assistenze, cose che per noi sono fondamentali. Certo, non si riuscirà in eterno andare avanti a tagliare, perché noi siamo ridotti con un bilancio all'osso, certo, dove ci sono le incombenze principali, dove si danno i servizi principali. Non abbiamo grossi spazi di manovra per diciamo per fare ricami ai servizi sociali piuttosto che alle scuole. Garantiamo tutti quei servizi basilari, garantiamo tutte le assistenze, però ecco, tentiamo di stringere all'osso i bilanci. Avete dato un grande segnale, no? Tu dici, anche se forse non riusciremo a farlo per sempre, questa volta ci siamo riusciti, ed è davvero un gran bel segnale, no? Che potrebbe essere di esempio ad altre amministrazioni. Ricordo che Adro ancora con l'IMU era uscito con IMU zero sulle prime case, ancora prima che fosse tolta, se non sbaglio, dal governo Monti. Anche lì avevamo dato un grosso segnale, perché in questo momento di difficoltà non ci sembrava giusto e non ci sembra giusto continuare ad andare a vessare i cittadini di nuove tasse che poi, in difficoltà come sono, non riescono a pagarle, e quindi siamo di nuovo nella situazione in cui i cittadini, noi non siamo messi, noi amministratori non ci hanno votato per fare gli esattori di quello che Roma decide di fare. Noi siamo qua per governare, per amministrare i nostri comuni, per amministrare i cittadini, non per fare gli esattori, perché di queste tasse sono tutte tasse che
Da Roma dicono che sono comunali, ma di comunali c'è ben poco, perché l'importo di queste tasse, proprio quasi per caso, corrisponde a quelli che sono i tagli dei trasferimenti. E quindi non ho un beneficio, non ho un dire mi resta qualcosa sul territorio da poter investire sul territorio per i miei cittadini. Nel momento in cui mi diranno se metti questa tassa ti resta tutta sul territorio e io ti do gli stessi trasferimenti, allora vuol dire che ho qualcosina in più che posso fare per i miei cittadini, allora col mio cittadino posso giustificare questa tassa, ti metto qualcosina di tassa, però ti faccio quest'opera, ti faccio questa strada, ti sistemo questo parco, allora sì, ha senso, altrimenti se continuiamo a tassare i nostri cittadini per chiudere buchi che sono buchi di altri, noi non siamo d'accordo, certo, noi non ci stiamo. Certo. Poi, insomma, Adro ha un avanzo di bilancio di 1.700.000, 1.800.000 euro fermo per il patto di stabilità. Certo. Sono soldi che ha risparmiato i cittadini di Adro, che non possiamo usare, ma è una sciocchezza questa di continuare ad andare a tassare. Tra l'altro, Paolo, quando appunto in questi giorni c'erano i giornali che commentavano un pochino come quando Renzi era prima presidente della provincia di Firenze, poi sindaco di Firenze, faceva le battaglie per l'abolizione del patto di stabilità, ora che è primo ministro, presidente del Consiglio, questa battaglia è stata un pochino dimenticata. Vivono in un altro mondo, in un altro mondo adesso. Cioè, i principi non valgono più quando ci si sposta quando di si arriva a sedia, certi livelli. Ecco. E poi appunto l'altra grande battaglia che da sempre il nostro movimento fa è proprio quella di trattenere sul proprio territorio le tasse che vengono versate dai cittadini, che sembra così, insomma, un'affermazione assolutamente logica di buonsenso. Certo, e poi, insomma, ma la mia preoccupazione è che se continuiamo con questo trend, nel giro di un paio d'anni, noi continueremo a pagare tasse a Roma e Roma non ci restituirà niente. Per fare un conto stupido, Adro con i suoi 7.200 abitanti, grosso modo dà a Roma sui 24-25 milioni di euro all'anno, solo di IRPEF, di persone fisiche e ditte, più tutte le altre tasse che non sto qua a conteggiare, perché mi sembra già abbastanza indicativo questo dato. E il ritorno sono neanche 900.000 euro. Mi sembra che abbiamo e stiamo dando molto di più di quello che ci danno, quindi è ora di smetterla, è ora di cambiare registro e dobbiamo essere noi i primi a metterci la faccia, a mettere in condizioni che questo sistema cambi. Poi occorrono questi segnali forti. Poi è vero, Adro è una realtà di 7.200 abitanti, è un comune, però io spero che altri comuni, altri sindaci si allenino in questa battaglia, perché così non si riesce ad andare avanti. Hai ragione. Ascolta, innanzitutto ricordo a tutti gli ascoltatori che stiamo chiacchierando con Paolo Rosa, neosindaco di Adro, cittadina nella Franciacorta, in provincia di Brescia. Ma dopo aver parlato un pochino di bilancio, le difficoltà sappiamo sono tante, sempre guardando un po' sul vostro sito ho visto un'altra cosa carina, molto carina, e cioè domenica 5 ottobre 2014 c'è la 10ª festa dei nonni. Anche questo mi sembra un segno di grande rispetto nei confronti così dei nostri nonni, dei nostri papà che invecchiano, mi sembra veramente un modo per dire grazie. È un piccolo gesto che da 10 anni l'amministrazione fa nei confronti degli anziani del paese. L'amministrazione tutti gli anni organizza questo pranzo che è praticamente tiene impegnato tutta la giornata, dalla messa alla mattina, il rinfresco, c'è il pranzo nelle scuole, nella mensa delle scuole nuove di Adro, le famose scuole nuove di Adro. Le famosissime scuole di Adro, che adesso è tutto a posto comunque, no? No, le scuole sono a posto, le scuole sono a posto, sono lì funzionanti,
No, ma a parte che funzionavano già prima, cioè la polemica poi era diversa, no? Anche lì un investimento di 6 milioni e rotti di euro senza avere un euro di finanziamento da Stato, dalla regione, dalla provincia, tutto fatto dal comune. Quindi anche lì quando si vogliono fare le cose si riescono a fare, bisogna avere molta pazienza e molta volontà e poi le cose si fanno. E comunque torniamo alla giornata dei nonni, l'amministrazione fa questa iniziativa anche qua in collaborazione con alcune associazioni di Adro, per esempio l'associazione pensionati anziani, piuttosto che l'aiuto dell'ambulanza, piuttosto che l'associazione della mensa, attività parascolastiche, che gestisce la mensa, che prepara il pranzo per più di 300 invitati, e l'amministrazione invita a questo pranzo gli anziani dai 75 anni in su, dove noi ci prepariamo tutte le nostre bustine, tutti i nostri inviti, e noi amministratori ci dividiamo per zone e andiamo casa per casa a invitare i cittadini, i nostri anziani. Poi c'è una parte di persone che sotto i 75 anni che volontariamente viene e si iscrive, e quindi c'è la tombolata al pomeriggio. È una giornata, è un piccolo gesto per ricordare, per ringraziare queste persone che sono coloro che hanno fatto crescere Adro nel tempo, sono i miei nonni, i nostri coloro nonni, che tramandano le tradizioni, la cultura, la storia locale, il dialetto, cioè davvero bisogna dire solo grazie a questi nonni. Sicuramente, e queste sono le occasioni in cui bisogna che ci sia la partecipazione anche delle giovani generazioni, delle scuole, perché sentendo i racconti di questi nonni, di queste persone, si vengono a sapere cose che oggi sembrano scontate, sembrano non importanti, ma per chi ha vissuto certi periodi e certe realtà fanno scattare il campanello, fanno scattare l'allarme. Noi non dobbiamo perdere quelle che sono le tradizioni, quello che è stato nel tempo la crescita del nostro paese, perché altrimenti il futuro non lo vedo molto roseo. E poi guarda, anche con tutto quello che succede. Poi anche questa forma di essere attenti, di essere risparmiosi, non so come dire. Ti faccio un esempio: io ho partecipato recentemente a una cena organizzata da un gruppo di alpini, e qua vorrei salutare tutti gli alpini con anche doveroso rispetto, e mi dicevano che il vino che poi avanza dalle tavolate, loro lo tengono e lo fanno diventare, per farlo diventare aceto, no? E poi con l'aceto utilizzano per pulire le cucine e per pulire altre cose. Anche questo modo di essere parsimoniosi, no? Di rendersi conto del valore delle cose, che un pochino è stato perso, è andato perso. Credo che anche così i nonni di Adro potrebbero insegnare su questo tema grandissime cose. Sicuramente sì. Oggi le giovani generazioni sembra tutto dovuto, tutto scontato, tutto quello che c'è è perché i genitori sono nelle possibilità o hanno la possibilità di darlo per loro, chiedono e gli viene dato, quindi è scontato, mentre invece negli anni passati non era così. Tutto quello che questi nonni hanno passato, queste persone hanno passato, è da tenere in considerazione, è da tramandare, perché, ripeto, perché certe cose è un attimo che tornino, è un attimo che succedano, quindi bisogna stare attenti, bisogna che le giovani... Faccio un esempio che viene proprio a puntino. Domenica pomeriggio l'associazione Combattenti Reduci di Adro ha organizzato, come tutti gli anni, una manifestazione in ricordo di 52 dispersi della seconda guerra mondiale di Adro. Tutti gli anni viene fatta l'associazione in collaborazione con gli alpini, con tutte le altre associazioni. Risultato: sempre le stesse persone, senza un ragazzino, senza un giovane,
senza le scuole, che venga a sentire quelle che sono state le esperienze, i discorsi che si fanno. Solamente sentire l'oratore che fa i nomi di questi 52 ragazzi che sono rimasti dispersi fa venire la pelle d'oca, ma se le giovani generazioni non vengono e non vengono coinvolte nel venire a sentire queste cose, queste cose si perdono. E questa è la nostra storia, la storia di cittadini di Adro, di persone di Adro, che magari questi ragazzi non sanno, ma sono anche parenti alla lontana, hanno lo stesso cognome, sono parenti, ma sì, però bisogna non hanno la percezione, certo, se non vengono a partecipare a queste manifestazioni. Una volta bisogna ricreare un po' questo collegamento, no? Bisogna ricrearlo, sì, tra i giovani, le scuole devono avere un ruolo fondamentale, un ruolo che oggi purtroppo non hanno. Non so se per non voglia, per menefreghismo, non lo so, comunque sono cose che devono riprendere. Sì, devono tornare ad avere importanza, no? Devono tornare ad avere importanza, sì, perché è fondamentale se si vuole che i nostri paesi, perché Adro è un paesino, abbiano un futuro. Queste cose devono restare ben impresse nelle persone, queste tradizioni devono essere tramandate. Senti Paolo, siamo in chiusura, quindi diciamo a tutti: andate a visitare Adro, andate a visitare le cantine aperte della Franciacorta il 20 e 21, partecipate a questa festa dei nonni. Poi, visto che appunto questo 13 settembre ci sarà anche il Palio delle Contrade, cioè l'ultimo atto di questa la chiusura iniziativa del Palio delle Contrade, dopo ecco, 2 settimane di festeggiamenti, dopo immagino. 2 settimane di gare fra i cittadini del paese. Ecco, e anche questo, il paese insomma, diviso in 5 contrade, si sfidano fra di loro e alla fine con vari giochi, dal calcio femminile al tiro della fune, il palo della cuccagna, è un modo per unire anche questo, per fare così, fare squadra, una città che tutte anche insieme questo fa squadra, fa comunità, ecco, fa stare insieme. Esatto. Tutte queste sono iniziative che tendono a unire il paese. Certamente, questo veramente vi rende merito a te e alla tua amministrazione. Io sono costretta a salutarti perché il tempo è terminato. Ricordo a tutti gli ascoltatori che abbiamo parlato con Paolo Rosa, sindaco di Adro. A te Paolo, Oscar e a tutta l'amministrazione faccio davvero grande in bocca al lupo per il futuro e un caro saluto a tutti i tuoi concittadini. Grazie a tutti, grazie a te per l'intervista e buona Padania. Buona Padania sempre. E anche a voi cari ascoltatori un caro saluto, ci risentiamo giovedì alle ore 16 con questa nuova sigla dedicata agli enti locali. Approfitto per ricordare che c'è il sito padaniaoffice.org che dà appunto informazioni, commenti, notizie in tema di quanto può riguardare gli enti locali e quindi anche tutti i cittadini. Un caro saluto a tutti voi, alla prossima.